5 operai morti a Casteldaccia intossicati durante i lavori alle fognature. Stamani manifestazione a Palermo davanti alla prefettura per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Proclamato lo stato di emergenza nazionale in Sicilia per 12 mesi, in arrivo 20 milioni di euro deliberati dal Consiglio dei Ministri. Inaugurato stamani presso il Plesso Pirandello di Agrigento il corridoio della legalità, dedicato ai magistrati Falcone Borsellino e Don Pino Puglisi. Incontro ieri ad Agrigento degli amministratori e dirigenti dell'MPA verso l'Europea alla presenza di Lombardo e Di Mauro. Sosterranno la candidatura alle prossime elezioni di Caterina Chirnici, presente nella lista di Forza Italia. Iniziati gli lavori per la ricostruzione dell'antica Finziade su iniziativa del Parco Archeologico Valle dei Templi. Dopo la vittoria con il Portici di domenica scorsa si chiude il campionato di Serie D Girone I, congiuntivo del dirigente Strano. La Fortitudo vince il primo incontro per la permanenza nella serie contro il Nardò. Buongiorno con l'appuntamento di TV Notizie. Sono 5 gli operai morti nell'incidente sul lavoro avvenuto ieri a Casteldaccia nel Palermitano. Un sesto è stato trasportato all'ospedale policlinico di Palermo dopo essere stato inturbato. Sono morti l'uno dietro l'altro calandosi in un tombino dell'impianto fognario. La corrispondenza da Palermo. Strage sul lavoro a Casteldaccia. 5 operai sono morti a causa di un incidente avvenuto in via Nazionale mentre stavano eseguendo alcuni lavori all'interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino ad una cantina vinicola. Un sesto operaio è stato estratto dai vigili del fuoco già privo di sensi e portato con l'elicottero al policlinico, dove è arrivato intubato in condizioni critiche. Illeso invece un settimo lavoratore che è stato medicato sul posto dai sanitari. I nomi dei 5 operai morti sono Epifanio Alsazia, 71 anni, di Partinico, residente ad Alcamo, contitolare della Quadrifoglio Group insieme a Ignazio Giordano, di 57 anni. Giuseppe Miraglia, 47 anni, era originario di San Cipirrello, mentre Roberto Raneri, 51 anni, di Alcamo. Giuseppe La Barbera, 28 anni, di Palermo. Ma cosa è accaduto realmente? Erano 9 in totale le persone impegnate nei lavori di manutenzione per conto della ditta Quadrifoglio SRL. Dopo aver sollevato un tombino lungo la statale che collega Casteldaccia a Palermo, strada larga appena una decina di metri, 3 operai si sono calati all'interno del locale della fogna, profondo circa 5 metri. Subito dopo aver fatto i primi scalini, con la pompa ancora in mano, i 3 si sono sentiti male, perdendo i sensi. Non sentendoli, altri 2 colleghi, sempre scendendo dal tombino, avrebbero raggiunto il solaio in cemento per capire cosa stesse succedendo, ma anche loro si sono sentiti male, rimanendo intrappolati. L'idrogeno solforato 10 volte sopra il limite consentito li ha storditi. Il lavoro di manutenzione, fanno sapere dall'AMAP, è stato predisposto dopo le ripetute segnalazioni degli ultimi giorni sulle anomalie della rete fognaria nel tratto tra l'intersezione con via della Rotonda e la stazione di sollevamento denominata Vinicorvo. Per la loro esecuzione AMAP ha incaricato la ditta Quadrifoglio Group di Partinico per ogni attività di verifica del suddetto tratto fognario. I lavori, che prevedevano la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione con ausilio di autospurgo, sono stati avviati il giorno 29 aprile e sono proseguiti sino a ieri. L'amministratore unico dell'AMAP, Alessandro Di Martino, ha raggiunto il luogo dell'incidente assieme al sindaco La Galla e al direttore aziendale Giovanni Sciortino. Sul luogo della tragedia sono anche andati il prefetto Massimo Mariani, accompagnato dal questore Maurizio Vito Calvino. Ma andiamo ad oggi, 7 maggio. Cosa resta? Resta il dolore e la rabbia. Oggi è il giorno della protesta. I 5 operai sono infatti morti in un ambiente saturo di gas prodotto di fermentazione dei liquami, la cui presenza era prevedibile. Non hanno avuto scampo
tentando di salvarsi l'uno con l'altro, sul posto lo strazio delle famiglie. Un'inchiesta è coordinata dalla Procura di Termini Imerese. Disposto intanto il sequestro dell'impianto. Basta morti sul lavoro, il grido di protesta dei sindacati oggi davanti alla prefettura di Palermo in seguito alla tragedia di ieri, dove 5 lavoratori hanno perso la vita durante un intervento alla rete fognaria. La corrispondenza da Palermo. Basta morti sul lavoro, bisogna assolutamente fermare questa enorme scia di sangue. È da tempo che noi ci mobilitiamo e manifestiamo per queste motivazioni. La strage di ieri, una strage enorme, veramente enorme, la dice lunga rispetto all'impegno che bisogna mettere in campo tutti insieme su un tema importante e delicato. Non è possibile in un paese civile continuare ad assistere a morti sul lavoro. Lavoro significa dignità, lavoro significa famiglia, lavoro significa sostentamento, ma significa anche per le imprese sane elevare i livelli di produttività e di sicurezza sul lavoro. Noi da tempo chiediamo più formazione, più ispettori sul lavoro, più controlli, più sanzioni per coloro che non rispettano le norme e non rispettano i contratti di lavoro. Chiediamo che ci sia un impegno forte delle istituzioni, delle parti sociali e delle imprese per fermare questa tristia di sangue. Questa situazione ha bisogno di risposte, non di commemorazioni o di stanche prese di posizione che sono fotocopie rispetto a quella precedente, di governi, sindaci, amministratori, prefetti. Tutti quelli che hanno una responsabilità devono mettersi in testa che occorre cambiare le norme che determinano la precarietà, occorre investire sul lavoro, nella formazione, nella prevenzione, più risorse, a cominciare da quelle che servono per assumere gli ispettori del lavoro in Sicilia e in provincia di Palermo. Tutti quelli che non hanno fatto nulla in questi anni l'hanno sulla coscienza, questi morti come gli altri morti dei giorni precedenti, quindi ci sono chiare responsabilità. Diremo al prefetto questo, basta andare nei luoghi della sofferenza per mettere le corone di spine sulla testa dei familiari delle persone morte. Dobbiamo assolutamente intervenire, per questo motivo siamo qui davanti alla prefettura. Il governo deve fare di più. Ma cosa è mancato in questi anni? Ma intanto è mancata una giusta, formazione ai lavoratori, un'adeguata formazione. La formazione deve essere fatta, il lavoratore deve essere, consapevole che i dispositivi di sicurezza sono necessari per proteggere la vita, affinché possano ritornare a casa. Occorrono più controlli, quindi occorrono gli ispettori del lavoro che da anni che chiediamo che venga implementata la pianta organica e poi occorre penalizzare, sanzionare chi non osserva le regole ci sono, bisogna applicarle e quindi basta, fuori tutte quelle aziende che non sono in regola e premiamo quelle che invece osservano le regole. Va cambiato il modello, vanno cambiate le norme e soprattutto ci vogliono norme certe. La sicurezza sul lavoro non può essere facoltativa, deve essere un obbligo. Non è che le aziende piccole, siccome sono piccole, nessuno le controlla, dobbiamo assumere gli ispettori del lavoro, il governo deve varare subito delle norme che impongano la sicurezza sui luoghi di lavoro per dare la formazione giusta per evitare queste stragi. Non si può permettere nel 2024 che un lavoratore esce di casa e non fa più ritorno. Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha proposto lo stato di emergenza nazionale per la situazione di grave deficit idrico in Sicilia. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza che durerà 12 mesi e sono stati stanziati 20 milioni di euro alla nostra regione, il servizio. Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha proposto lo stato di emergenza nazionale per la grave situazione di deficit idrico in atto nella nostra Sicilia. Adesso il governo ha deliberato questo stato di emergenza che durerà 12 mesi. Le aree più coinvolte comprendono le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, mentre quelle di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa hanno riscontrato problemi minori. Per aiutare la regione nell'immediato è stato deciso di destinare un primo finanziamento di 20 milioni di euro. Di ciò ne abbiamo parlato ieri sera con l'assessore all'energia Roberto Di Mauro nel corso di un'assemblea del Movimento per l'Autonomia che si è svolta ad Agrigento alla presenza del leader lombardo e ci aveva anticipato l'intenzione del governo verso tale scelta, maturata poi in tarda serata. A tal riguardo la regione sta anche approntando nuove misure per il recupero dell'acqua,
con piccoli dissalatori e lavori di manutenzione idrica. Ma la novità, il Consiglio dei Ministri è riunito oggi stasera alle 17:30, speriamo e confidiamo in un'attenzione particolare del Governo nazionale per far sì che queste infrastrutture possano essere accettate a Roma e soprattutto possa essere condivisa la scelta dell'emergenza in cui la Sicilia è. Ecco, ma avete elaborato delle misure, pozzi, trivellazioni, dissalatori? Oltre la questione dei piccoli dissalatori che sarebbero delle installazioni laddove già esistevano un tempo, una sorta di piccoli interventi che sono importanti perché servono a rimuovere tutte le difficoltà in arte esistenti. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento a seguito della dichiarazione su proposta del ministro Musumeci e in presenza del Consiglio dei Ministri del presidente Schifani dello stato di emergenza nazionale relativamente alla crisi idrica in Sicilia e del conseguente primo stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi immediati. Miccichè aggiunge: ringrazio il ministro Musumeci per aver accolto e condiviso il mio accorato appello rivoltogli in 2 recenti occasioni al Forum sul Mare. Ho personalmente consegnato un apposito documento che adesso ha sortito effetti positivi. Plaudo ancora una volta al costante e proficuo impegno del presidente Schifani a sostegno delle istanze più incombenti nel territorio, soprattutto quello agrigentino. Inaugurato stamani presso il Plesso Pirandello dell'Istituto Agrigento Centro il murales del corridoio della legalità, presenti il sindaco della città Miccichè, l'ex presidente magistrato del Tribunale Salvatore Cardinale, il giudice di sorveglianza Walter Carlisi. Era prevista anche la presenza di Tina Montinaro, ma per un improvviso malore non ha potuto essere presenti. Noi abbiamo seguito l'evento. Si inaugura oggi il corridoio della legalità qui all'Istituto Pirandello? Sì, il corridoio della legalità nasce in seno ad un progetto di continuità didattico-educativa con l'obiettivo di far realizzare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado un'opera collettiva, ovvero un lungo murales all'interno dei locali scolastici che rappresenta un luogo privilegiato per i nostri ragazzi dove sperimentare la cittadinanza attiva e responsabile, dove coltivare la memoria e la speranza nel cambiamento, perché è dalle nuove generazioni che deve provenire la voglia di respirare un'aria diversa, di credere in una Sicilia migliore, libera dal cancro delle mafie. Ed oggi iniziamo un viaggio che non è finito con il tritolo delle stragi mafiose, ma continua sulle nostre gambe, sulle gambe di tutti. Sarà un'accoglienza particolare, abbiamo visto una banda, i ragazzi che suoneranno, le magliette con la scritta del tricolore. Sì, la nostra orchestra scolastica si esibirà con una performance legata alla canzone Pensa e 100 passi di Peppino Impastato. Ci saranno anche delle letture per ricordare
questi importanti testimoni di giustizia e legalità che abbiamo sul nostro murales, come i giudici Falcone, Borsellino, Livatino e il beato Don Pino Puglisi. Ci sono le testimonianze esterne anche di personalità, abbiamo visto. Sì, tante le autorità che abbiamo invitato e che porteranno la loro testimonianza in questo percorso di legalità che l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro mantiene come elemento di spicco dell'offerta formativa. Sindaco, questa è stata la sua scuola, lei l'ha frequentata, oggi taglierà il nastro per questa bella iniziativa che gli alunni del Plesso Pirandello hanno voluto realizzare per non dimenticare. Sì, oggi sono particolarmente emozionato, io ho frequentato questa scuola, le scuole medie inferiori, quindi la reputo una scuola mia a prescindere dal fatto che io sia sindaco. È un'iniziativa lodevole e faccio complimenti alla dirigente, a tutti i docenti che si sono impegnati e anche ai discenti che poi hanno seguito in maniera ottimale la lezione impartita. Importante la memoria, come dicevi tu, la memoria per questo corridoio della legalità è fondamentale, così ogni giorno, ogni momento della loro vita scolastica i ragazzi potranno ricordare quello che è successo negli anni passati a questi martiri della legalità, Falcone Borsellino, Livatino e tanti altri, Giuseppe Montana, affinché rimanga sempre impresso nelle loro menti quello che bisogna fare per andare avanti con legalità, onestà, trasparenza e poi possa restare anche forte. Dottore Cardinale, ecco, presente a questa iniziativa, lei è stato un magistrato di lungo corso, di grande carriera, e con una sua testimonianza, e come valuta questi momenti qui nella scuola Pirandello? La valutazione non può che essere positiva. Io ricordo due frasi importanti. Una di Giovanni Falcone, il quale diceva che la mafia come fattore umano è destinata a morire. Un'altra di Bufalino, il quale diceva che la mafia si batte non solo con le leggi repressive, ma anche con la scuola. Lui parlava di un esercito di insegnanti. Questi due auspici oggi si fondono in questa iniziativa, perché appunto i ragazzi vengono educati, prima impegnati a conoscere che cos'è la mafia, quali sono i suoi effetti deleteri, quali danni produce alla comunità, dall'altro lato educare alla legalità, cioè educare ad apprezzare tutta una serie di valori che sono proprio valori in contrasto con la mafia, vale il valore del rispetto degli altri, il valore della conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, il valore dei beni comuni molto spesso negletti, il valore dell'amicizia, il valore dell'aiuto ai più deboli e ai più fragili. La Polizia di Stato nella giornata di lunedì 6 maggio ha eseguito l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha disposto, in sostituzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione in carcere di un cittadino agrigentino. La corrispondenza. La Polizia di Stato lo scorso lunedì 6 maggio ha eseguito l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha disposto, in sostituzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione in carcere di un cittadino agrigentino. I poliziotti dell'UPGS di Agrigento hanno dunque condotto presso la casa circondariale un cittadino agrigentino che negli ultimi giorni si era reso responsabile di numerose condotte violente ai danni della cittadinanza e delle forze di polizia. Nella serata di venerdì le volanti intervenivano in una pizzeria di San Leone, dove un soggetto aveva minacciato ed aggredito un dipendente del locale per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Dopo poco tempo giungeva alla sala operativa un'ulteriore richiesta di intervento da un locale nella frazione di San Leone. Alcuni dipendenti chiedevano l'ausilio delle forze dell'ordine perché vi era un soggetto in stato di alterazione che creava disordine.
Una volta giunte le volanti sul posto, il soggetto alla vista degli operatori si scagliava contro di loro nel tentativo di aggredirli. Il soggetto quindi veniva pertanto bloccato, condotto presso gli uffici della polizia per essere denunciato per reati di lesioni personali, resistenza al pubblico ufficiale, violenza, minacce e oltraggio, oltre che per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Quindi nel pomeriggio di sabato invece il personale della volante interveniva presso l'ospedale San Giovanni di Dio, in quanto il personale sanitario a mezza linea di emergenza del 112 segnalava la presenza di un soggetto in escandescenza che oltre a minacciare il personale sanitario aveva danneggiato delle attrezzature mediche. Giunti sul posto, gli agenti sorprendevano il soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, lo conducevano presso gli uffici della polizia, ove veniva nuovamente denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, minacce gravi e danneggiamento aggravato. Alla luce dei tanti episodi e fatti criminosi compiuti dall'Agrigentino, in violazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto così che lo stesso venisse immediatamente condotto in carcere dal personale della polizia. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno presentato il consuntivo dell'attività operativa dell'anno 2023, recuperati 3.583 beni archeologici, 80 reperti di interesse storico, 41 persone denunciate, oltre 450 i controlli preventivi, il servizio. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno presentato il consuntivo dell'attività operativa del 2023. Sono stati recuperati 3.583 beni archeologici, 80 reperti di interesse storico, 41 persone denunciate e oltre 450 controlli preventivi. La strategia di intervento del nucleo si è articolata lungo due direttrici fondamentali: l'attività di prevenzione, rappresentata dalle molteplici attività ispettive, e l'azione di contrasto sviluppata attraverso le indagini di polizia giudiziaria. Nel corso del 2023 l'attività di prevenzione ha certificato l'esecuzione di ben 471 controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi della cultura, quali musei, archivi, biblioteche e aree archeologiche o tutelate da vincoli paesaggistici. Incisiva è stata l'azione di contrasto sviluppata attraverso indagini di polizia giudiziaria finalizzate al recupero dei beni culturali trafugati e all'individuazione dei sodalizi criminali operanti nel settore. Nel 2023 sono state deferite in stato di libertà 41 persone per diversi reati, prevalentemente furto, ricettazione, contraffazione di opere d'arte e per reati in danno del paesaggio. Sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti per oltre 1.500 milioni di euro, con l'esecuzione di ben 36 perquisizioni. I beni recuperati sono stati riconsegnati ai musei, alle chiese e alle sovrintendenze competenti per territorio allo scopo di garantirne la pubblica fruizione. Terremoto giudiziario a Genova. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, finisce ai domiciliari, coinvolto anche il suo braccio destro, accusato di avere preso pacchetti di preferenze da Cosa Nostra. Tra gli arrestati c'è Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro del presidente della regione Liguria Toti. Per Cozzani si ipotizza il reato di corruzione elettorale, con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra e in particolare del clan Cammarata del mandamento di Riesi, che ha anche articolazioni a Genova. Tra le accuse mosse agli indagati, quella del reato di corruzione elettorale aggravato dall'agevolazione di Cosa Nostra. Fuoco a San Giovanni Gemini. Un incendio è divampato nel fondo agricolo di proprietà di un operaio di 29 anni, bruciando 100 alberi di ulivo. Il rogo si è verificato alle prime luci dell'alba in contrada Melaco. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti che, notando una colonna di fumo nero, hanno subito allertato le forze dell'ordine e i pompieri. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno lavorato diverse ore prima di spegnere le fiamme. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio. Con il passare del tempo prende più l'ipotesi della natura dolosa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Un incontro ieri degli amministratori e dirigenti del Movimento per l'Autonomia Siciliana verso le europee. Questo è il tema
dell'iniziativa che si è svolta ad Agrigento, alla presenza dei leader del movimento Raffaele Lombardo e dell'assessore regionale Roberto Di Mauro per illustrare le motivazioni dell'appoggio al candidato di Forza Italia Caterina Chinnici alle prossime elezioni europee. Noi eravamo sul posto. Onorevole Di Mauro, un incontro oggi qui ad Agrigento con gli elettori. Sì, un incontro riservato ai dirigenti di partito per parlare di organizzazione, di europei, di elezioni amministrative e quant'altro interessa la nostra comunità. Ecco, quale sarà la linea politica? Voi non siete presenti col simbolo, però appoggiate chi? Appoggiamo Forza Italia, abbiamo fatto questo rapporto federativo con Forza Italia, il nostro candidato sarà la dottoressa Chinnici, che è stata anche deputata europea e che è una candidata per la sua storia personale, indipendente da tutte le sigle, le correnti eccetera, ed è stata anche un buon assessore del governo Lombardo, quindi sul piano di amicizia, di collaborazione, di impegno e di avere la consapevolezza di indicare una persona qualificata al Parlamento europeo, abbiamo deciso di votare proprio la Chinnici. Una scelta centrista, quella dell'MPA, in linea con le vostre tendenze politiche? Sì, una linea moderata, abbiamo scelto Forza Italia perché riteniamo che in questo momento Forza Italia possa meglio rappresentare le nostre esigenze. Nulla di voglio dire, nulla che vada al di là di quello che erano le nostre aspettative. Abbiamo sì anche individuato a suo tempo altri percorsi, ma come si sa in giro non ci sono state le logiche e le normali convergenze tra soggetti politici che avevano, a nostro parere, valori e interessi comuni. Abbiamo deciso quindi di fare questa scelta verso Forza Italia perché la riteniamo più compagente alla nostra storia, alla nostra classe dirigente, ai nostri uomini e soprattutto a quelle che potrebbero essere le prospettive di questa regione. Ci sono anche delle elezioni comunali in diversi comuni importanti della nostra provincia? Assolutamente sì, siamo presenti in tutti i comuni, abbiamo anche candidati sindaci e riteniamo che da queste elezioni di riuscire ad essere più forti, più consapevoli della nostra forza elettorale. Dobbiamo fare in modo di avere un adeguato rapporto con il governo nazionale, ovviamente oltre a quello che già c'è con il governo regionale e con il presidente Schifani, per far sì che Agrigento possa essere destinataria di risorse e di opportunità. Oggi qui riunione degli amministratori locali per la linea politica in vista delle prossime elezioni regionali, cui l'MPA appoggia la Chinnici di Forza Italia. Le prossime elezioni europee dell'8 e del 9 giugno non possono non vederci impegnati. Votiamo anche stavolta, come nei 10 anni fa e 5 anni fa, per un candidato all'interno della lista di Forza Italia, un candidato indipendente, la dottoressa Chinnici, che è stata mio assessore, e conosco quindi la libertà e l'indipendenza della persona, che ha fatto sì che certamente c'è stato il suo contributo, noi facessimo questa scelta, ma il rapporto con Forza Italia non dovrà assolutamente limitarsi al passaggio elettorale. Io ritengo che anche nel dopo questa nostra integrazione dovrà essere più forte. Intanto affrontiamo il voto europeo e invitiamo i cittadini ad andare a votare, perché l'Europa è una svolta, o fa un passo avanti sulla politica estera, sulla politica della difesa, o rischia di disgregarsi, perché abbiamo avversari che ai confini est, ovest, nord e sud tendono a minare quella che è stata, diciamo, l'istituzione che ha assicurato sviluppo e pace per 70 anni. Quindi andiamo a votare. Per carità, l'MPA, gli autonomisti sostengono un candidato autonomo e indipendente che è la dottoressa Chinnici, e io credo che si tratti di una combinazione che merita fiducia, che dovrebbe incentivare la partecipazione e che consentirà alla Sicilia di avere una persona a rappresentarla in Parlamento europeo e anche un nome che sicuramente fanno bene alla nostra terra, perché nominare Chinnici vuol dire evocare i valori e i contenuti più importanti e più pregevoli per un siciliano nel contesto europeo e non solo. Linea alla regia per la pubblicità. Ricercatori, studenti e archeologi torneranno in cantiere
per scavare sul monte Sant'Angelo di Licata e ricostruire l'impianto urbanistico dell'antica Finziade e conoscere meglio le caratteristiche della vita quotidiana nell'ultima fondazione greca. Ieri a Licata la presentazione del progetto presente il Parco della Valle. Licata è uno dei siti principali sul quale abbiamo investito, ma si ritorna a fare approfondimento scientifico, che è una delle linee di intervento del parco. Si ritorna a scavare qui a Finziade, lo si fa anche guardando al percorso di didattica, che è uno dei nostri principali obiettivi, è quello di cercare di portare la cultura nella conoscenza per non solo un arricchimento del territorio, ma per un arricchimento di ogni persona che parteciperà a questo scavo. È un momento importante perché sul castello di Licata abbiamo posto anche delle altre attenzioni, per cui abbiamo in progetto la realizzazione di una piccola esposizione etnoantropologica e faremo pure le manifestazioni quest'estate qui al castello di Licata, che saranno presentate nelle prossime settimane. Sicuramente il professore Latorre rappresenta appunto il fulcro centrale dell'inizio della ricerca scientifica. Io ho avuto la fortuna di accompagnarlo dall'inizio di queste attività nel 2003, quando iniziamo lo scavo delle case, delle abitazioni qua di Finziade. Oggi fortunatamente riprendiamo dopo 10 anni di pause e quindi per me, io sono fiero e onorato, di proseguire la ricerca scientifica avviata dal professore Latorre, che appunto era anche il mio docente di riferimento, il mio maestro, e soprattutto sono felice di essere tornato a Licata, che per me appunto rappresenta una seconda casa. Vorremmo avviare un processo di coinvolgimento attivo della comunità locale e della cittadinanza. Per questo il cantiere sarà appunto fruibile da chiunque voglia venire a trovarci e soprattutto parteciperanno alle attività anche diversi studenti delle scuole, delle associazioni locali. Mi piace ricordare il GRAL soprattutto, che ha fornito più di 20 volontari per questa attività di ricerca che condurremo. Ringrazio pubblicamente il dottore Sciarratta per la sensibilità che ha avuto e continua ad avere rispetto al nostro territorio, e il fatto che il dottore Sciarratta abbia nella sua qualità deciso di portare a Licata anche dei grandi eventi culturali, e dentro questo castello che io invito chiunque a venire a visitare perché è di una bellezza assoluta. Quindi l'augurio è che l'attenzione del dottore Sciarratta con tutti i suoi collaboratori, l'architetto Callea e gli altri che lo collaborano, possa restituire a Licata la centralità nell'attività archeologica della provincia di Agrigento. Licata, con questo meraviglioso progetto che è Finziade Project, un progetto di archeologia pubblica bellissimo che coinvolge studenti che arrivano da tutto il mondo, insomma è uno scavo aperto alla città e non solo. Con questo progetto Licata si mette al centro della questione del turismo archeologico. Stiamo predisponendo degli accordi, primo fra tutti quello che abbiamo concluso con Giardini Naxos, per una creazione di percorsi tra la prima colonia greca che è Naxos e l'ultima colonia greca che è Finziade, e nel mezzo c'è un mondo legato alla rotta dei Fenici, legato alla Magna Grecia, legato a tutto il periodo greco-romano. Finziade con questi scavi diventerà ancor più visibile e intellegibile ai turisti che arriveranno e vedranno un intero quartiere di Finziade. Quindi devo dire che sono molto orgoglioso, anche perché la scintilla di questi scavi è partita da una manifestazione di 2 anni fa in estate organizzata da me al museo, dove si è parlato dell'ipotetico teatro di Finziade, e da lì abbiamo strappato la promessa di questi scavi, e il parco poi ha fatto esplodere questo percorso assieme al CNR, assieme al dottor Alessio Toscano Raffa, e siamo qui a dire che ripartono gli scavi di Finziade. Invitiamo tutti in questo mese di scavi a venire a visitare il Castel Sant'Angelo, e con questa visita potranno ammirare gli studenti e gli archeologi che scavano la città di Finziade. Si è svolta l'assemblea ordinaria degli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2023 e quello preventivo del 2024. Tra i progetti in programma l'istituzione della fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Abbiamo intervistato il presidente dell'Ordine, Achille Furioso.
Avete approvato il bilancio 2023, si pensa già a quello del 2024, una sintesi della vostra intensa attività formativa che avete fatto, ma la cosa più importante è anche l'istituzione di una fondazione. Ce ne parli, Presidente? Sì, è stato venerdì approvato il bilancio consuntivo del 2023, il bilancio preventivo del 2024. Un ringraziamento in primis in particolare va al nostro tesoriere Michele Zambuto, che ha presentato i lavori, la relazione, e che ha seguito durante tutto quest'anno l'attività anche dei conti dell'ordine, che sono assolutamente positivi. Quindi all'unanimità l'Assemblea ha approvato, ed è stata ovviamente questa un'occasione importante per fare il punto di situazione e per fare un bilancio di quest'ultimo anno. Un anno molto proficuo, molto ricco di risultati, siamo molto soddisfatti, tutto il Consiglio ovviamente è soddisfatto dell'attività svolta, non solo dal punto di vista appunto della tutela della categoria, sia per quanto riguarda il codice deontologico, sia per la puntualizzazione dell'obbligo delle prestazioni appaltanti di attuare l'equo compenso. Sappiamo che c'è un forte dibattito sull'obbligo o meno di compensare i professionisti secondo quello che è previsto nel nuovo codice dei contratti, e cioè il rispetto delle tariffe che sono state inserite nel codice dei contratti e ribadite con la legge 49 del 2023. In questo senso l'Ordine ha fatto grande attività, ma è stato anche un anno importante perché è stata istituita la fondazione degli ingegneri della provincia di Agrigento, una fondazione con cui l'Ordine darà ulteriore slancio all'attività, promuovendo ulteriori attività di collaborazione con università, con altri enti, con enti territoriali, e che sfrutterà anche la collaborazione di altri professionisti, di esperti tecnici, perché veramente l'Ordine si sta proiettando sul territorio, non solo nei confronti dei professionisti, ma come ente protagonista ed interlocutore con le istituzioni e con tutti gli operatori del settore. Particolarmente importante è stata, e mi dispiace segnalarlo, la celebrazione del centenario dell'albo della Costituzione, dell'albo degli ingegneri a livello nazionale, occasione che abbiamo avuto di confrontarci su temi importantissimi anche col Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che è stato presente qui ad Agrigento al completo, e che ha dato la possibilità di portare anche Agrigento al centro del dibattito per quanto riguarda molti temi che andremo anche a affrontare nel proseguo, anche in occasione dell'Agrigento Capitale della Cultura 2025, su cui stiamo ovviamente lavorando per dare il contributo anche come ingegneri. Ma è importante stato anche non solo l'attività professionale svolta in presenza ma anche in PAD, ma soprattutto il rapporto diretto che si è creato con i professionisti e anche con i giovani, con i quali c'è un rapporto veramente diretto e ci consente anche di arricchire la professione di nuovi contributi che si affacciano in questo momento sul nostro territorio. Strade parallele, il significato del tempo nella beta-talassemia, questo l'incontro dedicato al tema, in Sicilia, al suo impatto sulla qualità della vita dei pazienti e di chi si prende cura di loro. La corrispondenza da Palermo. A fronte di circa 7.000 pazienti affetti da beta-talassemia o anemia mediterranea a livello nazionale, ben più di 2.600 sono i pazienti emoglobinopatici, quindi patologia del globulo rosso e dell'emoglobina, e di cui 1.800 sono pazienti affetti da beta-talassemia o appunto anemia mediterranea. Questo perché nella nostra regione abbiamo un 7-8% di portatori sani di patologia, il che vuol dire un rischio di coppia di 1 su 250, cioè una coppia siciliana ogni 250 ha il rischio di mettere al mondo un bambino affetto da questa malattia. A proposito invece di prevenzione, cosa è cambiato negli anni? Indubbiamente i riflettori si sono aperti su questa patologia nella nostra regione già dagli anni 90, istituendo addirittura delle leggi che favoriscono la ricerca del portatore sano. A oggi in Sicilia questo esame è assolutamente gratuito in tutte le donne in età fertile tra i 12 e i 53 anni e chi è un familiare o un partner di un portatore sano. Per quanto riguarda invece le terapie innovative, molto bolle in pentola. Ci sono dei farmaci, in particolare uno che si chiama Luspatercept, che è già disponibile per i pazienti con talassemia adulti, trasfusione dipendenti,
che in una parte di loro riesce ad allungare l'intervallo tra le trasfusioni, facilitando la maturazione dei globuli rossi nel midollo osseo. Poi ce ne sono tanti altri che invece sono in via sperimentale. Uno di questi non è, diciamo, un farmaco vero e proprio, ma è un approccio curativo, un tipo particolare di terapia genica che si chiama editing genomico e promette, come ho detto, ma mantiene nelle sperimentazioni la guarigione dalla talassemia. È una malattia che incide notoriamente da tempo in Sicilia. Devo dire la verità, sono stati fatti notevoli passi avanti sia nella rete di centri di eccellenza che l'assistono i pazienti, soprattutto i ragazzi, i bambini che sono costretti a vivere di periodiche trasfusioni. Per fortuna la scienza sta facendo passi avanti importanti, si parla ormai di terapie geniche che potrebbero alleviare di molto queste patologie. Il lavoro viaggia con noi, al via il tour nazionale dei consulenti del lavoro, la prima tappa a Messina. Il lavoro viaggia con noi, è un tour che è iniziato un mese fa da Napoli, questa è la 18ª tappa, è l'ultima tappa del tour, abbiamo attraversato l'Italia e abbiamo incontrato oltre 5.000 ragazzi. Il nostro compito, il nostro obiettivo pienamente raggiunto era proprio quello di incontrare i ragazzi, di orientarli e di dargli quegli strumenti necessari affinché si possano intraprendere un futuro professionale più adeguato a quelli che sono i bisogni professionali delle aziende. Oggi il problema più grosso è proprio quello del mismatch, cioè la difficoltà delle imprese nell'incontro nel cercare profili professionali adeguati alle loro esigenze. Dall'altro lato abbiamo indici di disoccupazione ancora troppo elevati rispetto alle medie europee e una delle cause principali di questa difficoltà è proprio l'incontro, la difficoltà di incontrarsi. Ecco, cominciare dalle scuole è fondamentale per orientare i ragazzi in un mercato del lavoro molto convulso e dinamico che peraltro all'orizzonte prevede anche l'introduzione del digitale e dell'intelligenza artificiale. Intendiamo favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del mondo del lavoro, anche per soddisfare quelle sono le esigenze dei nostri associati. Una delle iniziative che vogliamo proporre è quella della costituzione di una nuova Academy che partirà a breve, che sostanzialmente avrà lo scopo di formare delle risorse con i profili adeguati alle richieste dei nostri associati. Abbiamo già parecchie classi che stanno facendo orientamento tramite i funzionari, gli esperti della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Riuscire ad istruire i giovani sia nell'affrontare in maniera corretta il mondo del lavoro e i primi colloqui, sia anche mettere in condizione questi giovani di avere contatto con i massimi interlocutori, quindi parlo degli enti di previdenza, parlo dei consulenti del lavoro, della Camera di Commercio, l'Università di Messina, sono quei portatori di interesse che possono sicuramente essere determinanti nel superare la situazione di difficoltà occupazionale che il nostro territorio soffre. Passiamo ora allo sport. Domenica scorsa l'ultima partita della Serie D Girone I che ha visto l'Akragas vincere contro il Portici. Abbiamo sentito un consuntivo della stagione da parte del direttore generale Strano. Allora, direttore Strano, è finito questo campionato? Sì. Ufficialmente per l'Akragas sarà fortunatamente già finito da qualche settimana perché sì, l'obiettivo era stato già raggiunto da tempo. Sì, l'obiettivo era stato raggiunto da tempo. Ci tengo calorosamente a ringraziare la proprietà, in particolare Peppe Deni e Peppe Cammarata, che mi hanno permesso di fare questa esperienza meravigliosa in una città che porterò e porto nel cuore. Devo ringraziare in particolare la fiducia che mi hanno dato per potermi esprimere, poi avrò sbagliato, avrò indovinato, però sono stato veramente onorato e sono onorato di essere il direttore generale di questa città. Ringrazio il gruppo Ultras che mi ha omaggiato fortemente di questa maglietta e ne vado onorato e fiero. Li ringrazio perché ci hanno seguito nelle trasferte napoletane in diverse unità, hanno cercato in tutti i modi, anche quando ci sono stati dei contrattempi, di starci vicino e li ringrazio. Poi ringrazio in particolare
Davide Sardo, che è stato tutti quanti voi, che ci avete accolto, giustamente ci avete, ed è giusto, criticato per quello che è stato sbagliato. Io me ne assumo tutte le responsabilità da direttore generale, che quando abbiamo sbagliato la colpa è stata solo ed esclusivamente mia. Quindi nella vita ci vogliono qualcosa... Io sono convinto che abbiamo fatto una stagione dignitosa. Mi preme fortemente che chiunque si permetta di commentare oggi vadi a vedere quello che abbiamo detto alla prima conferenza stampa, che eravamo qui seduti, che io ho detto, il Presidente ha dato mandato a me, Mister Coppa, e al direttore, che prima era un personaggio, adesso era Peppe Cammarata, di salvare e blindare la categoria. Mi sembra che quello che è stato detto qui dentro è stato rispettato in tutto, quindi lascio ai calcolatori delle statistiche, a questi nuovi guru del calcio, che l'Agragas si è salvato solamente un mese fa, non un giorno fa. Non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, abbiamo supportato e sopportato le critiche di alcuni personaggi, non abbiamo mai risposto, non abbiamo mai sentenziato nessuno, ma adesso ci prendiamo i meriti, perché Agrigento ha il calcio in Serie D grazie a Peppe Deni, Roberta Lala, Giuseppe Cammarata, Graziano Strano, Marco Coppa e tutto lo staff. Oggi la Serie D è ad Agrigento per queste persone. Domani rimarrà il titolo all'Agrigento, rimarrà Deni, non rimarrà Strano, non rimarrà Cammarata, ma quest'anno abbiamo fatto quello che doveva essere fatto, mantenere con un mese prima, siamo stati zitti un mese prima, non un giorno prima, non siamo andati mai a mendicare niente a nessuno, ci hanno fatto la guerra ovunque, ne abbiamo subite di cotte e di crude negli altri stati, siamo stati sempre zitti con la testa alta, ci hanno mortificato, abbiamo sbagliato tante partite ma ne abbiamo indovinate tante. Oggi devo dire grazie al Presidente Deni, Roberta Lala, Peppe Cammarata, Maurizio Capraro, Ciccio Pitollo, Principalli, perché siamo stati queste persone, siamo stati qui notte e giorno. Non facciamo noi il dopolavoro, io non faccio altro lavoro, io faccio qua, io ho vissuto qua un anno, ho fatto sacrifici, come ne ha fatti Cammarata, come ne ha fatti tutta la società. Ad oggi la società Agragas è modello, che sia ben chiaro, perché sono stato zitto, ho fatto l'educato, ho fatto modello, e chiunque abbia qualcosa da ridire che venga e mi dica dove abbiamo sbagliato. Ho detto che ho sbagliato di Morimoto, ho sbagliato io. Abbiamo sbagliato i 48 acquisti, l'ho sbagliato io. Nella vita si sbaglia, c'è un direttore generale che gli deve assumere la responsabilità. Non si può commentare sul direttivo sportivo, non si può commentare sulla proprietà che esce i soldi. Ho sbagliato io che ho permesso determinate cose, ma come ho sbagliato io ho mantenuto la promessa di salvare la categoria. Direttore, quello che interessava ai tifosi era la salvezza, è stata raggiunta o un mese prima o un anno prima. Allora, il prossimo anno sarai con l'Ajax o no? Io ti dico una cosa in tutta verità, come ha detto il Presidente, ci siamo sempre confrontati fino a venerdì scorso nel suo ufficio, tutti siamo confermati, tutti siamo esonerati. Perché? Perché l'anno prossimo l'Agragas deve alzare l'asticella, ci sarà un direttore più preparato di me, ci sarà un allenatore più preparato di Coppa. Oggi godetevi quello che abbiamo dato a questi ragazzi, ma io ho già 57 anni, non sono più ragazzo, però vi voglio dire, abbiamo dato tutto per Agrigento, l'abbiamo amata e l'amiamo, come qualcuno ha detto, non amo i colori, io me lo sono messo, io non mi vergogno di niente. Forza Agragas sempre, perché rimarrà nel mio cuore per un processo di crescita della mia persona, della mia carriera, perché ad Agrigento si prostituiscono per venire le persone. Io questo qua non l'ho fatto mai. Ci sono gente che cominceranno le telefonate al Presidente Deni che hanno carne al fuoco. Io il filetto c'ho, il petto di pollo con l'insalata, io sono a dieta. La Fortitudo Agrigento vince il primo scontro per la permanenza nella serie contro il Nardò per 68-61. Il prossimo appuntamento contro la squadra del Cento domani, mercoledì. Coach, stavolta rispetto a quanto è successo 3 settimane fa, Agrigento è stata una squadra molto più efficace, una
applicazione estrema e ha meritatamente fatto casi di punti. Ti ringrazio e permettimi un attimo di uscire dalla partita perché mi faccio portavoce da parte di tutta quanta la squadra nel dedicare questa vittoria al presidente Salvatore Moncada. Oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa, sono passati 2 anni, io non l'ho conosciuto personalmente ma so quanto ha significato per questa società e so quanto il suo spirito sia ancora vicino a tutti quelli che l'hanno conosciuto, quindi sono contento di potergli dedicare con questo gesto un pensiero e un ricordo. Detto questo, sì, oggi abbiamo fatto una partita che mi rende molto orgoglioso, è una partita piena di significato, di cose importanti perché abbiamo analizzato la partita che c'è stata qualche settimana fa qui contro Nardò dove avevamo fatto degli errori gravi soprattutto all'inizio della partita e siamo venuti qui concentrati nel non volerli ripetere e devo dire che guardando le cifre e pensando un po' al game plan che avevamo preparato per questa partita mi viene un attimo da sorridere perché noi abbiamo preparato questa partita concentrandoci moltissimo su Smith che è un fenomeno e c'è poco da dire. Abbiamo fatto una difesa su di lui in 5, in 6, in 7 con tutta la panchina, veramente tutto il possibile e nonostante questo ha segnato 30 punti. Devo dire però che lui ha segnato tanto ma siamo riusciti a togliere ritmo a tutta quanta l'esecuzione offensiva di Nardò. Ci siamo presi dei rischi chiaramente perché volendolo raddoppiare così tanto per tutta la partita eravamo sempre in sottonumero dietro il pallone, però è stata una cosa che ha pagato, l'abbiamo fatta con enorme energia e sono felice perché parlando di dati importanti è la prima volta in questa stagione che riusciamo a fare 2 vittorie consecutive e torniamo a vincere in trasferta dopo non so quanti mesi, l'unica altra vittoria era con Milano alla seconda giornata della stagione regolare, quindi questo dimostra che nel momento più difficile della stagione questa squadra ha risposto presente, si è unita, sta seguendo le mie direttive con grande dedizione e quindi sono soddisfatto perché per tenere accesa questa piccola scintilla serviva oggi una vittoria. Se qualcuno ha parlato magari di qualche brevetto già scritto in questo girone di salvezza, oggi Latina da vincita 100 e 200. Sì, esatto, infatti manca oggi, non hanno giocato chiusi Luis, però con un risultato lì per esempio di vittoria della Luis, questo non fa altro che schiacciare la classifica, che per noi squadre che siamo sotto sicuramente è l'obiettivo, e soprattutto secondo me poi ne beneficerà anche lo spettacolo, perché c'era il rischio che dopo 2 o 3 giornate ci fossero già dei verdetti e quindi partite un po' fine a se stesse. Invece niente, tutto in ballo, oggi 100 perde in casa con Latina, che è un risultato comunque che parzialmente mi sorprende, ma ho visto Latina giocare le ultime partite e quindi so che è capace di vincere in trasferta. Adesso 100 verrà da noi mercoledì e noi adesso dobbiamo in tutti i modi smaltire questo rientro che per noi non è semplicissimo e prepararci, perché questo è quello che dobbiamo continuare a fare, cercare di assottigliare questa distanza che c'è fra sotto e sopra e cercare di arrivare alle ultime partite con ancora qualcosa in ballo. Bene, questo è tutto per l'appuntamento di oggi. A chiusura vi ricordiamo che TVA è visibile in tutta Italia sul canale 268, sul canale 93, il telegiornale alle ore 15 e alle ore 20 e in replica domattina alle 9 e in tutto il mondo sul sito televideoagrigento.tv. Vi auguriamo una buona serata.